Si è tenuta questa mattina l'inaugurazione dell'ampliamento della scuola primaria Don Angelo Bertolin a Tencarola di Selvazzano. I lavori realizzati da giugno a dicembre hanno visto la nascita di 2 nuove aule, ciascuna di 52 metri quadrati, per accogliere 25 bambini per classe, 3 nuovi servizi igienici ed è inoltre stata adeguata la sala biblioteca con l'apertura di finestre al fine di far entrare la luce naturale. L'ampliamento, eseguito al primo piano sopra l'area mensa, è costato 250.000 euro, derivati da un avanzo di amministrazione, è stato dotato di un servoscala per l'abbattimento delle barriere architettoniche. È uno dei grandi interventi che abbiamo fatto in questi anni su questo plesso scolastico che l'avevamo ereditato ovviamente nel 2009 con tante richieste e tante necessità di intervento e di qualificazione, non solo energetica ma strutturale. Una città che sta crescendo in tutti i suoi quartieri, sta crescendo come popolazione ma come richiesta di servizi e servizi qualificati. Questo è un quadrante di un quartiere che è tra i più storici della nostra città. Questo è un plesso storico che aveva bisogno di implementare la propria offerta scolastica, sia nel servizio mensa scolastica che abbiamo inaugurato nel 2013 per 140 posti e pensando già al futuro con un ampliamento di 9 aule che in sopraelevazione oggi abbiamo inaugurato e consegnato. In poco meno di 4 anni abbiamo investito quasi 750.000 euro in questo plesso scolastico, abbiamo realizzato queste 2 nuove aule e una nuova biblioteca per dare completezza e aumentare quella che era l'offerta scolastica per questo quadrante, questo quartiere. E credo di poter dire che è stato un percorso importante, un percorso che sta dando una risposta a delle giovani generazioni che hanno bisogno di spazi, hanno bisogno di vivere in una scuola sicuramente luminosa, che sia al passo con le loro esigenze, che possono farli vivere in un momento di crescita educativa e scolastica tra i migliori e tra i più felici e proficui possibili. Stiamo creando le nostre nuove generazioni, stiamo creando il nostro futuro, gli uomini e le donne del futuro e di questo noi dobbiamo continuare a investire. Swishamer Channel News, Tencarola di Selvazzano. Ok? Aspetta che c'è il mio dito dentro. Ok? Sì.